Parliamoci ora di turismo, un settore che a Venezia e provincia regge nonostante l'impatto della crisi economica. Gli arrivi sono soprattutto stranieri mentre cala il numero dei visitatori italiani. Questi i dati dei primi 8 mesi del 2010 presentati dall'azienda di promozione turistica di Venezia e provincia. Parla soprattutto tedesco il turista che sceglie Venezia e provincia. Dai dati sui primi 8 mesi del 2010 presentati dall'azienda di promozione turistica provinciale, il comparto turistico tiene, nonostante la crisi. E il merito è di tedeschi e austriaci. Nessun fuoco d'artificio però. Gli arrivi tra gennaio e agosto sono aumentati di oltre il 3%, mentre si è registrato un lieve calo delle presenze. La crisi la troviamo perché sono diminuiti i turisti italiani. Probabilmente preferiscono il pendolarismo piuttosto che soggiornare in una delle nostre strutture. Oggi non è appieno sfruttata tutta la potenzialità del nostro territorio. Per esempio per quanto riguarda il turismo sostenibile, lo slow tourism, le aste fluviali dei nostri dei fiumi che sono dei corridoi splendidi da visitare. È sempre Venezia a fare la parte del leone, ma attirano anche percorsi naturalistici e culturali dell'entroterra. I nuovi turisti cinesi, indiani e russi raddoppiano la loro presenza. Sono loro a scegliere gli alberghi di lusso che registrano un trend positivo. In forte crescita il turismo dell'aria aperta e Cavallino Treporti si conferma la meta preferita in Europa con 32 campeggi attrezzati. A Cavallino Treporti trova praticamente il tutto, trova la laguna, trova il mare, trova il verde e trova soprattutto, dove stiamo puntando tantissimo con la sinergia con il consorzio, delle ottime verdure. Noi stiamo puntando tantissimo su quello che è l'agricoltura.